Uno degli errori dei giocatori principianti è che spesso, volendo cercare di dare subito scacco matto, sacrificano subito pezzi. Ma la mia esperienza mi dice che se stai tranquillo hai più probabilità di vincere. E guarda cosa succede, che qui siamo a mossa 4 e alla quarta mossa il nero decide di sacrificare il proprio alfiere per cercare di stanare il re del bianco, ma è tutto troppo prematuro. Intanto sei il nero e il nero ha una mossa in meno rispetto al bianco, non puoi permetterti di attaccare, prima difenditi e poi attacchi. Ma al di là di questo è tutto troppo prematuro. Adesso il bianco può tranquillamente giocare la sua partita, sì, gli arriva qualche scacco, ma una volta che si è difeso, qui diciamo in breve finisce subito tutta la paura. Quello che avrebbe dovuto fare il bianco il prima possibile è cercare di fare quello che viene chiamato un arrocco manuale, no? Un torre F1 e re G1 per togliere subito il re da questo attacco a raggi X si chiama, ma ad ogni modo il bianco è riuscito a cavarsela in questa partita. Quindi se sei indeciso se sacrificare un pezzo o no, io ti dico stai tranquillo che fidati di zio Christian, hai più probabilità di sopravvivenza. E per altri consigli e trucchi c'è il libro Matto Scacco che trovi su Amazon e in tutte le librerie.